Bene. Gloria al Signore. Vogliamo leggere un passo in Luca, capitolo 2, dal verso 41. Luca, capitolo 2, dal verso 41 fino al verso 52. Alleluia. Alleluia. Luca, capitolo 2, dal verso 41 fino al verso 52. A Dio sia la gloria, inizio a leggere. I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli fu giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e fra i conoscenti. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme alla sua ricerca. 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori che li ascoltava, e faceva loro delle domande, e tutti quelli che lo udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo, si sbigottirono, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio?» Ed essi non compresero la parola che egli aveva detto loro. Poi discese con loro e andò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Amen. Amen. Accomodatevi. Alleluia. Questo è un episodio della vita di Gesù. Racconta di quando era adolescente. 12 anni. Gesù ha avuto 12 anni un giorno. Gloria al Signore. E fece una marachella, come abbiamo letto, no? Intanto i suoi genitori, si riferisce ai genitori carnali, no? Giuseppe e Maria, ogni anno salivano a Gerusalemme per la festa di Pasqua, perché era consuetudine per gli ebrei andare nel Tempio ad adorare Dio, ad adempiere a questa festa, a festeggiare in ricordo della Pasqua ebraica, che ricordava la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Amen? È solo un cenno alla festa di Pasqua. Pasqua vuol dire passaggio. E quindi gli israeliti ricordavano il passaggio dall'Egitto alla terra promessa, no? Ricordando come Dio è stato veramente potente, alleluia, liberando il suo popolo per mano di Mosè. Ora, la risurrezione di Cristo coincide con la Pasqua ebraica, non a caso. Dio non fa mai le cose a caso, perché vuol farci comprendere, Dio, che Cristo è la nostra Pasqua, il nostro passaggio dal peccato alla vita eterna. Amen? Dalla morte alla vita. Amen? Dai legami del peccato alla libertà. Gloria a Dio, il nostro passaggio. Egli è la nostra salvezza. Egli è l'agnello che si è immolato per noi. Amen? Per festeggiare la Pasqua ogni famiglia stava riunita in ricordo di quello che era successo quando è passato l'angelo della morte. Ricordate? L'ultima piaga. Io dissi a Mosè: state a casa, io farò morire tutti i primogeniti d'Egitto, dagli animali agli uomini, tutti i primogeniti moriranno. Nelle vostre case
quando state insieme, dovete mettere come segno il sangue di un agnello che poi mangerete. Ma il sangue dell'agnello dovrà essere sparso sull'architrave della porta d'ingresso. Quello è il segnale che la morte passerà oltre. Che bel significato. Alleluia, il sangue di Cristo ci ha dato salvezza. Amen. La morte eterna passa oltre. Abbiamo la vita, ci ha risparmiato la morte eterna per mezzo di Gesù. Gesù è quell'agnello che noi abbiamo consumato, stiamo mangiando, vero? Amen? L'agnello pasquale. Gloria a Dio. E quindi la famiglia, come ogni famiglia ebraica che ci teneva al rispetto delle tradizioni, ecco che andava nel Tempio a festeggiare la Pasqua. E un anno, quando Gesù era giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme, passati i giorni della festa, dovevano tornarsene indietro. Non sappiamo il motivo, per una marachella di Gesù o perché i genitori sono distratti, hanno perso Gesù. Dov'è? Ma se ne sono accorti dopo. Dov'è Gesù? Un senso spirituale c'è. Gloria a Dio. A volte ci sembra che noi siamo con Gesù e invece non siamo con Gesù. Ci sembra che Lui è con noi in tutto ciò che facciamo e invece a volte non lo è. E dov'è Gesù? A volte sembra che non sia con noi il Signore e a volte questa sensazione accade quando facciamo le cose sbagliate. Cose sbagliate che Lui non approva. E ci autoconvinciamo. No, il Signore è con me, dalla mia parte. No, il Signore non può condividere il peccato. Non può coesistere con il peccato, con la disubbidienza. Possiamo dire amen. È inutile illuderci. No, se hai scelto il peccato, Cristo si è allontanato, ma ti sta guardando perché ti ama. Gloria al Signore. E come dove ritrovare Gesù? Iniziarono a cercarlo tra amici e parenti. Ma in nessuna persona potrai mai trovare quel Signore che ti ha salvato. Mi state comprendendo? Tra amici e parenti andiamo a vedere Gesù. Non lo trovarono. Cercarono in ogni dove, poi capirono, ma forse è rimasto a Gerusalemme, e tornarono indietro. Non lo trovarono e poi pensarono, ma andiamo al Tempio. E lì trovarono Gesù. Dove si ritrova Gesù? Nella sua casa. Quando si sta insieme per adorarlo, per pregarlo, si ritrova Gesù. E questo è un incoraggiamento a me, per chi a volte decide di allontanarsi scegliendo il peccato. Siamo tutti fatti di carne e sbagliamo continuamente, ma sappiamo la strada per ritrovare Gesù. È vero? E allora ripercorriamo prima che sia troppo tardi la strada per ritornare ai piedi del Signore. Non rifiutiamo l'invito che ci viene fatto. Vieni, torna ai piedi del Signore. Alleluia. Ho sentito una persona, un fratello, che mi ha confessato che lì per lì sto sbagliando. Ho sbagliato e sto continuando a sbagliare, ma non ho le forze per rinunciare al peccato. Torna ai piedi del Signore. Gli ho detto, vieni in chiesa, ritorna a Gesù. Non l'ho visto, ma il consiglio rimane valido. Torna dal Signore, vieni. Non lasciarti coinvolgere ancora o avvolgere dal peccato che facilmente ci avvolge, dice la parola, no? Non resistergli, perché
non riesci a resistere all'attrazione del peccato senza Gesù. Torna, sì, vieni, preghiamo insieme. Questo è stato il mio consiglio. Io non l'ho visto. Gloria a Dio. Ogni tanto ci prego. Ci ho pregato prima, ma ogni tanto ci penso e dico, Signore, intervieni tu, non so come, ma intervieni. Perché è brutto perdere la grazia del Signore. Sapete, salvati sì, ma possiamo perdere la salvezza. Non è scritto da nessuna parte che siamo salvati e possiamo fare poi tutto quello che vogliamo. Dobbiamo avere sempre la forza che ci viene data da Dio di dire no al peccato. Amen? Io non voglio perdere Gesù. E se cado, voglio avere la forza di dire, Signore, perdonami, dammi la tua mano, fa che mi rialzi ancora. Se sono caduto, dammi la mano per rialzarmi, Signore. Signore, salva. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Gesù fu al Tempio, lo trovarono nel Tempio. E cosa stava facendo nel Tempio? Alleluia. Era in mezzo ai dottori della legge, agli insegnanti della legge. Li ascoltava e faceva loro delle domande. E si stupirono questi dottori. Ma guarda questo ragazzo, 12 anni, come assennato, come sapiente, ma non sapevano che quel bambino era quel Gesù che poi avrebbe dato la sua vita a 33 anni. Alleluia, avrebbe salvato il mondo. Amen. Anche i genitori si meravigliarono. Alleluia, si stupirono. E la madre Maria, rivolgendosi a Gesù, gli dice: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena. Questo ci fa comprendere come Giuseppe e Maria avevano dimenticato come era nato Gesù. Avevano dimenticato che quel figlio era stato dato loro, era un figlio speciale. Lo avevano dimenticato. Poi le faccende della vita quotidiana, il lavoro, gli impegni, pagare le tasse ai romani, non lo so. Avevano dimenticato. Sapete, anche noi dimentichiamo chi è Gesù a volte e ciò che gli è dovuto. Dio ci dia grazia di riscoprirlo ogni giorno. Leggevo stamattina un passo nel quale Gesù si rivolge ai discepoli e dice: ma chi dice la gente che io sia? Alcuni dicono sei Geremia, uno dei profeti, alcuni dicono sei Elia che doveva venire. Tante opinioni. E poi Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: vabbè, il mondo pensa questo di me, non mi conosce, ma voi? E voi che mi state notte e giorno vicino, ma voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Poi abbiamo fatto una riflessione su questa cosa, ma questo è un altro discorso, gloria a Dio, ma bisogna riconoscere chi è Gesù. Giuseppe e Maria hanno perso di vista chi fosse quel figlio. Alleluia. Gesù gli risponde: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? Quella risposta dice tutto. Hai perso tempo a cercarmi dove non dovevi? Sai dove devo stare. Tu sai chi sono, ricordati chi sono. Io devo stare nella casa del Padre mio, che non è Giuseppe. Mio Padre è Dio. Amen. Alleluia. Maria questa risposta non comprese, tantomeno Giuseppe. Leggiamo: ed essi non compresero la parola
che egli aveva detto loro. Poi andò con loro, fu sottomesso ai suoi genitori, a sua madre, e Maria serbava tutte queste cose in cuor suo, le conservava, poi magari avrà riflettuto e avrà capito chi era quel fanciullo speciale che aveva partorito. Il Signore l'aveva usata, si è ricordata forse che Dio l'ha usata per far nascere l'unto, il Salvatore del mondo, il Messia. Alleluia. E Gesù cresceva. Amen. Cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Cresceva non solo anagraficamente, umanamente parlando, ma cresceva anche in statura spirituale. Amen? Anche lui comprendeva chi era sempre di più, fino quando fu pronto, ai 30 anni, quando iniziò il suo ministero. E così dobbiamo fare anche noi, come Gesù. Dobbiamo crescere in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Alleluia, una parola semplice. Gloria a Dio, ma vogliamo farla nostra. Amen. Chi è Gesù? Dove trovarlo? E se perdiamo la grazia, tra virgolette, per qualche momento, la grazia di Dio, vuol dire sentire la sua presenza. Sapete, possiamo anche non sentire più la sua presenza come la sentivamo un tempo, ma sappiamo la strada dove ritornare a sentire la sua presenza. E certamente questo è il posto giusto. Amen? Amen. Alleluia. Dio ci dia sempre l'umiltà, la forza di andare ai piedi del Signore e di andare lì in quel posto dove si radunano i fedeli di Cristo per stare insieme e chiedere aiuto e dire pregate per me. Io sono qui, ho bisogno delle vostre preghiere. Vogliamo presentarci insieme davanti al Signore. Dio ci farà del bene. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.